Corto corto. Corto corto. Corto corto. Corto corto. Corto corto. Corto corto. Il salotto di Mao. Allora, signore e signori, benvenuti al salotto. Facciamo un applauso così, diciamo, per rompere il ghiaccio. Grazie. Comincio subito a presentarvi un ospite che abbiamo fantastico e favoloso, perché è un vero conduttore radiofonico, proprio uno speaker, uno proprio un professionista, uno proprio che la radio la fa. Infatti appena sentirete la sua voce avrete capito, insomma, che è una di quelle voci, ma io l'ho già sentita questa. Signore e signori, questa sera al salotto abbiamo Fabio Arbois. Grazie a tutti e benvenuti. Oh Fabio, benvenuto. E grazie Mau. Allora, c'entra la città perché ci sono nato e quindi ci ho vissuto fino a 28 anni prima di trasferirmi prima a Milano e poi a Roma. Però sono ancora legato perché mia mamma è ancora qua, ovviamente. Ci ho vissuto e la radio l'ho cominciata quando avevo 14 anni. Ho cominciato in una cantina, come erano le radio negli anni fine 70, inizio 80, nell'81. A Nichelino, pensa, sta ridente di località. A Nicolino. Nicolino. Sì. E praticamente ho cominciato là sotto. Avevamo sopra un girarosto favoloso. Io andavo in onda facendo la scuola, ovviamente, spesso nel fine settimana. E quindi quando sentivi questo profumino che scendeva da sopra di pasta al forno, di melanzana alla parmigiana, allora ogni tanto li citavi e loro scendevano, bussavano con i piedi, come si dice, perché ti portavano la lasagna piuttosto che la parmigiana. Quindi poi si iniziava così a fare la radio a gratis, diciamo. Ma cosa avevi, degli amici che faceva un fratello, come è andata? Chi è che ti ha introdotto? Tu avevi la passione di fare la radio? Ho bocciato in prima superiore, nel senso che lui già la faceva. A uno sciopero mi disse: guarda, io vado in radio. E io ho detto: dove vai? Io la sentivo la radio in quel periodo, quindi in radio, vuoi venire con me? E facciamoci questo giretto in radio. Tra l'altro non pagando il biglietto della TM, perché 35 arrivava a Nichelino, io ho il testa torinese, quindi dovevi andare sono fuori. Andato e sono tornato un'altra volta con lui e il tipo mi ha detto: ma se vuoi cominciare? Io dicevo: non sono capace, non so come si fa. Tanto allora interessava che tu mettessi la pubblicità, questa era la cosa fondamentale, cioè l'importante ai tempi era mettere la cassettina con lo spot. Mi ricordo ancora Granato Mobili, perché era uno dei sponsor principali della radio, non c'è più. Poi siamo spostati da quella radio a una seconda radio che stava sempre in via Sester, però molto più vicino a casa, che hanno avuto il coraggio di chiamare Radio Star Music Network. Sono impazziti, network, cioè si sentiva giusto nella ferrovia e nel quartiere forse. E poi sono andato al studio centrale, poi sono andato a militare quando ero a Bolzano. La prima cosa che ho fatto, ho strappato la pagina della SIP con le radio, ho fatto un po' di telefonate perché volevo allenarmi. E la seconda mi ha risposto, ci ho parlato e andavo ogni pomeriggio uscito dalla caserma a fare la radio. No, la malattia ce l'avevo subito, appena cominciato. Mi facevo un quadernetto di notte, mi addormentavo ascoltando Resto Notte per vedere come si faceva con quelli radio. Non era un network ai tempi, era una radio locale anche quella. Okay. Perché quando sono andato a Milano, Claudio era andato via da DJ Cecchetto, e con i soldi che aveva preso la vendita di DJ aveva investito tutto su Capital, che era già sua, ce l'aveva già, una radio musicale locale. Per 7 mesi siamo stati locali, poi dal 31 dicembre con Lorenzo Giovanotti ha fatto l'inaugurazione del network, dal 96 in mezza Italia, perché non c'erano le frequenze se non fino a Roma, che erano in prestito, e poi ha aperto pian piano tutto il resto. È cominciato il 30° anno, il 1° di luglio. Sì. Hai visto passare tutti. La persona più importante, come dire, potremmo definirlo il direttore editoriale, no? Sì, è quello che crea il palinsesto, che decide chi va in onda a che ora, cosa deve fare, cosa fai. Poi tu ci metti del tuo, ovviamente, devi creartelo tutti i giorni, diverso giorno per giorno. No? Sì, Cecchetto all'inizio, poi arrivò Linus alla prima parte nel 98, poi se ne andò, tanti cambi, la radio poi venne spostata a Roma con Carlo Mancini, poi era tornato Linus nel 2007, poi è andato via, poi è tornato adesso e c'è Linus. Tanto io ho doppio ruolo in radio, faccio lo speaker, quindi faccio il mio programma che ogni fine settimana, e faccio anche programmatore musicale. E a me sono passati per le mani i clock, tipo ieri sera si sono svegliati quelli delle news, hanno deciso che cambiavano il clock all'ultimo momento, e nonostante io sia in ferie gliel'ho preparato ieri, così almeno da lunedì prossimo partiranno con quello. Allora, attenzione. Immaginatevi una fantastica torta, un orologio dove ci sono 60 minuti che vanno riempiti, quindi chiaramente devi andare a mettere gli spazi, cioè a occupare lo spazio della pubblicità per le notizie se ci sono, e poi decidi quanto parla uno speaker, se parla ogni disco, se ci sono i dischi legati, e lo devi costruire.
alla fine è una cosa che fai fittizia, perché lo facciamo su un programma fatto apposta che si chiama Selector. Poi quando lanci il programma ovviamente devi andare a controllare che tutto giri e che l'ora duri 60 minuti, perché non puoi fare durare un'ora un quarto. Quindi tu hai la possibilità di giostrarci, nel senso che se un giorno hai più cose da dire togli un disco, non è un problema. Se un giorno nella scuola di Cecchetto ti diceva non hai niente da dire di importante, di al tecnico lega 2 dischi, che è la cosa più bella del mondo, nel senso, per dire una stronzata è molto meglio mettere un disco in più. Un bel disco dopo, sono d'accordo. Oppure se è una cosa invece interessante, togli un disco. Come vedete, Che si distinguono fondamentalmente anche per la scelta che fai musicale di base, no? Poi devi incominciare a pensare a chi è rivolta quella radio, cioè tu fai un progetto, se è rivolto a un pubblico giovane dovrai mettere un certo tipo di musica, dovrai essere molto veloce, tipo M2O le canzoni durano 2 minuti e 20, cioè anche se i pezzi sono più lunghi, però vengono tutti tagliati a tempo con i jingle, ma fatto apposta perché chi ti ascolta ormai è stabilito che è la generazione TikTok, 40 secondi di attenzione, al 41esimo già non ti sentono più, quindi un pubblico più adulto ti segue se parli tanto perché gli dici una cosa che gli interessa, il ragazzo più giovane tende proprio a perdere l'attenzione e quindi devi cambiare proprio tutto, sono tutti mondi diversi, c'è la radio che fa le news, che è una radio 24, c'è DJ che è una radio intrattenimento, quindi Fabio Volo passa 3 dischi all'ora quando va bene, perché comunque le chiacchiere la gente lo ascolta per lui, se gli metti un disco dico che è sta roba, togli, voglio sentire lui. Con i podcast c'è un brutto rapporto, ma è una cosa mia, perché se devo ascoltare una cosa cioè, a me piace molto il qui e ora, cioè sentire una cosa che hai registrato tra 6 mesi o non lo so, non mi ispira moltissimo, preferisco sentire la cosa in diretta, viverla in diretta e immediata. Poi è chiaro, il podcast ti aiuta perché se ti sei perso il programma preferito te lo vuoi riascoltare. Noi abbiamo Alessio Bertallò che non dalle 10 di sera, io mi rendo conto che molto spesso la gente alle 10 di sera ha altro da fare, magari c'hai i figli a casa, devi portare fuori il cane, c'hai 1000 cose da fare e quindi hai la possibilità di metterteli in ufficio con la cuffietta e di sentirti il podcast, o in macchina tu lo senti col podcast in macchina, quindi questo ti dà dei vantaggi, però secondo me il qui e ora, tanto caro al buddismo, è fondamentale nella vita. Noi abbiamo degli inserimenti di ragazzi che facevano i podcast che adesso fanno la radio e c'è questo crossover tra le due cose, però la cosa bella di una volta cos'era? Che se tu facevi una stronzata, chi c'era l'aveva vista, adesso la mettono su Facebook, la vede 1 milione di persone. E se in radio dici una stupidaggine è registrato, sta sul podcast, non è che lo tagli, è lì. Sì, ultimamente un po' meno, ma ancora ci stiamo dentro. Ecco, pensa che ho intervistato pure te. no, vabbè, infatti stavo dicendo, non è che puoi intervistare No, solo sono le cose gli artisti. belle. Certo, perché no. cioè, Torino la conoscono in giro per l'Italia per i subsonica, ovviamente, ma tu sei arrivato prima. Lo so, però sono arrivato troppo presto. Quella là, quella che ci abbiamo di fronte qua, che loro non possono vedere, che è quella di Murazzi, quando si faceva tardi qua sotto, da Giancarlo, e si andava a vedere le cose. Poi io mettevo i dischi allo Zobar in Corso Casale, quindi al bar Rumba qua dietro, insomma, cioè, ok. dove è passato un po' di tutto, è passata Skin, sono passati un sacco di personaggi. Era una Torino fighissima, no? secondo me, quella a metà anni 90 era spettacolare, non c'era Milano che tenga, e non me ne vogliono i milanesi, ma non ce n'è per nessuno. Vabbè, facciamogli Vai con l'applauso. Ci sta, ma io lo sono contento quando siamo un po' così, almeno campanilisti, che diamine. Io quando sono almeno arrivato a Milano nel 95 tutti mi prendevano come quello sfigato perché arrivava da Torino, perché era così chiaramente per i milanesi, e dicevo voi non capite un cazzo perché non sapete cosa vive Torino, cioè come funziona la notte da noi. Quando sono venuti in qua, poi che ne so, anche Blue Vertigo, io ne parlo spesso con Andy, quando sono venuti con i Subsonica a lavorare con loro, si sono resi conto di cos'era Torino, ma anche Daniele Silvestri stesso, Niccolò Fabi, che è venuto a lavorare con spesso, Carmen Consoli, cioè, e hanno detto no, Torino in quel periodo lì era boom. E se mi posso permettere, Fabio, non è che sono venuti a lavorare con i Subsonica la prima volta il Blue Vertigo, sono venuti qua perché la produzione di Zero, quando dovevano fare praticamente il live, lo facevano, la K gli aveva dato un po', certo. e dormivano a casa tua, mia, esatto. E quindi cioè Morgan ha dormito a casa tua. Diciamoci la verità, abbiamo avuto anche fortuna perché praticamente tu tra 2 giorni torni in onda, poi tutto agosto sei praticamente in onda su Radio Capital. Sì, tutti i giorni, lunedì e venerdì dalle 2 alle 5. Quindi insomma almeno se siete in vacanza fatevi le vacanze da radio spenta, mi raccomando, e poi invece da settembre te la prendi comoda che fai solo il weekend, che esatto. Come sa, lavori come gli artisti solo nei weekend. Ti piacerebbe, lunedì, martedì e mercoledì programmazione musicale la faccio io, quindi non ti preoccupare. No, ma infatti per carità, io ho aperto un po', come dire, la scatola io della radio, spesso il giovedì e venerdì vengo su perché così mi godo i 2 giorni torinesi, la mattina mi piace scendere
da Mirafiori prendere la metropolitana, arrivare in centro, la passeggiata mattutina quando non c'è nessuno alle 9:30, 9, prendo il caffè, passo chiaramente a Rock and Folk perché vuoi non comprare 2 dischi, cioè. L'hai fatto? Sì, Quando c'era è il Capital Lifetime. potrebbe- Abbiamo fatto allora anche con gli artisti ho fatto Music Club nel 2007, 2006-2007. Abbiamo cominciato con Alex Britti, abbiamo fatto 4 mesi insieme. Cioè, praticamente lui veniva con la chitarra, doveva fare. Teoricamente l'inizio era. L'accordo era tipo vengo una volta a settimana e registriamo tutto, Sì. o addirittura facciamo 2 settimane. Poi si divertiva talmente tanto. No, la diretta facciamo anche domani, no, la diretta facciamo anche dopodomani, e stavamo sempre in diretta. Ma tra l'altro è un chitarrista pazzesco, No, tu che hai non è avuto modo di dire, divertente. no? vero. È una bestia, però. Cioè lui non parla se non ha la chitarra in mano. Cioè a casa sua, quando cucina, sta con la chitarra imbracciata Non lo so, è una e c'ha sorta una di- mano sulla padella e l'altra sulle corde, non so come Una cazzo fa. specie ma di suona. nevrosi, diciamolo comunque, una Suona. specie di nevrosi, una nevrosi Sì, che sì, c'ha, sì. però diciamo una bella nevrosi. Ma tu non sai che lui si era tagliato un dito No, questa è col mini pimer. Oh madonna mia, ma che gli è venuta? E niente, ha pensato bene di mettere la mano dentro al mini pimer mentre era ancora attaccato perché gli stava cadendo, gli è schiacciato l'altra parte e si è presentato con il mozzicone del dito così in Come ospedale. Black Sabbath, come Black Sabbath. Yeah, però è tornato. Beh sì, no, perché lì erano passati lui, poi Niccolo Fabi, poi abbiamo fatto un mese con Dalla, ho fatto 3 settimane a casa sua a Bologna, strepitoso, ancora a casa museo. Poi sono passati un po' tutti, Negramaro, La Consoli. Secondalla. Sì, sì, a casa sua a Bologna. Nei Cagnara Studios, che stanno in fondo a casa sua. Sotto c'era lo studio Questo e poi te ne le vedi riunioni un po'. erano in casa sua con queste opere d'arte meravigliose. Qui c'aveva il casco di Valentino Rossi, un giorno l'ha chiamato, tieni, parla con l'amico. E Valentino, chi ti conosce? Cioè, lui a me no, io a lui sì. È chiaro, Vabbè, Samuele Bersani, sono passati un po' tutti. Vabbè, chiaro, se lo riconosce lui, Ivan, che chiaro, tu lo sai, gli sono passati li tutti conosce sotto lui, le mani. lui li conosce. Gli sono passati tutti sotto le mani. è Ma li chiaro. conosci tutti anche tu? Ah sì, ho capito, ma io li conosco diciamo un po' più Lui fa così. quello che fa il finto tonto, io non so No, niente, vabbè. sono arrivato troppo presto, cioè non è vero. No. Allora, senti, vediamo se potrebbe essere magari come dire, una proposta che ti interessa. Comincerei magari insieme a te, anzi, io penso che gli farebbe molto piacere se voglia di presentarli tu, magari una volta. Facciamo come se fossimo in radio. Adesso che brano dovete fare? Lo so io. Ah, lo sai già. È quello? È quello, È quello? È telepatico, Allora, vedi la che- band su Capital suona spessissimo, si chiamano Steelers Wheels e sono un po' persi, cioè nel senso li conosciamo noi, e voi li conoscete anche. Beh, Steve Wilson, gruppone, meraviglioso, anni 70, cioè- no? Jerry Rafferty. Bravo, Jerry Rafferty che tutti conoscono per Blackstreet, ma era in questa band prima di fare quella canzone, e quindi Stuck in the Middle with You, pochi, maledetti e subito. Grazie. Questa sera al Po 18 e chiaramente anche un graditissimo ospite abbiamo avuto qui questa sera, Fabio Arbois da Radio Capital. Vediamo- Grazie per speriamo di- l'invito, è stato un piacere immenso tornare a casa e sentirsi a casa. Il salotto